è un momento veramente, veramente di grande gioia e grande onore. Commenta così Piero Garbellotto, presidente insieme a Pietro Maschio dell'Imoco Volley, la scelta della pallavolista Paola Egonu come portabandiera del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo. Avevamo un po' sperato che la facessero portabandiera della nazionale, però quando hanno scelto altri atleti, chiaramente senza entrare nel merito delle scelte del Comitato Olimpico, che ha sempre i suoi motivi, i suoi perché, pensavamo fosse sfumata l'occasione per queste Olimpiadi. Devo dire che farla portabandiera della bandiera di Olimpia, la cerimonia di apertura di queste Olimpiadi, che sono anche così strane, così difficili, così particolari, credo che sia una grandissima soddisfazione non solamente per noi, ma per tutti gli sportivi italiani. È una grossa responsabilità, attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta, ha commentato a caldo l'opposto dell'Imoco, con cui si sono complimentati moltissimi in tutta Italia, vedendoci una scelta non solo di valore sportivo ma anche simbolica. Forse sono già un po' oltre perché non riesco a notare le differenze tra lei e altri atleti, però devo dire che è una grandissima soddisfazione e lei lo merita assolutamente tanto per la persona che è, per la personalità che ha e per il cuore gigante che ha. Per il presidente del Veneto Luca Zaia non c'è figura migliore di Paola Egonu, donna coraggiosa dentro e fuori il campo, dice esempio di perfetta integrazione e probabilmente anche la migliore pallavolista che abbia mai calcato un parquet. Ora non rimane che sperare che le azzurre a Tokyo entusiasmino l'Italia con i loro risultati. Ma intanto godiamoci questo orgoglio, poi da venerdì in poi inizieremo a tifare Italia tutti in piedi sul divano, sperando che vadano il più in là possibile, perché i numeri per fare bene ce li hanno.